Buonasera, grazie di essere intervenuti, grazie anche a coloro che sono a Milano e a Roma e che ci seguono in streaming. Come sapete, la conferenza stampa organizzata da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca per la presentazione dell'offerta di transazione. Sono presenti i due presidenti, Gianni Mion e Massimo Lanza, il consigliere delegato di Popolare di Vicenza Fabrizio Viola e l'amministratore delegato e direttore generale di Veneto Banca Cristiano Carus. L'ordine dei lavori è così, è fatto. Parleranno adesso i due presidenti nell'ordine che vi ho detto, poi interverrà Fabrizio Viola per una presentazione di carattere più generale e poi Carus e lo stesso Viola vi parleranno delle due offerte che pur essendo a specchio comunque hanno alcune diversità e ve le sottolineeranno. Poi ci saranno le vostre domande. La parola è a Gianni Mion. Buongiorno, grazie per avermi dato il privilegio di parlare del primo. È un privilegio dovuto al fatto che sono più vecchio, non è tanto una situazione spiacevole, però diciamo che lo sono e fin qua sono arrivato. La prima cosa che ci tenevo a dire è che è una cosa importante perché ci muoviamo insieme con Veneto Banca, che è la nostra banca sorella, in quanto tutti e due siamo adottati da Atlante, che ci ha salvati dal naufragio. E questo è una cosa di cui dobbiamo sempre ricordare. Siamo stati salvati e pertanto banche sorelle. La seconda cosa è che parliamo di questa offerta di transazione, che ritengo sia una mossa, come dicevo stamattina anche in consiglio di amministrazione, fortemente imprenditoriale, sottolineo molto questo, imprenditoriale da parte di Atlante, che ha dimostrato di avere un grande coraggio nel proporre questa transazione, grande coraggio dimostrato anche dal consiglio di amministrazione della banca, che nonostante i problemi strutturali della banca ancora da risolvere, ha ritenuto opportuno proporre questa transazione molto onerosa per la banca e assolutamente indispensabile per riprendere un dialogo con i clienti, ma soprattutto per creare le condizioni per rendere la banca appetibile e interessante per investitori terzi. Sappiamo che stiamo parlando di una banca che ha ancora dei problemi strutturali da risolvere, come ho detto, e che avrà bisogno di capitale, però è illusorio pensare che ci siano investitori che possono investire in una banca con incertezze legate a cause legali di quantificazione non definita. Pertanto questa operazione, a maggior ragione volevo anche sottolineare l'imprenditorialità da parte del dottor Viola, che è appena arrivato da pochissimo tempo e che ha subito sposato la causa. Bisogna anche ricordare tutte le persone che in questi mesi hanno lavorato per costruire questa possibile transazione, con grande dispendio di energie e di competenze, e che hanno finalmente reso possibile questa proposta. Sul problema della struttura, dei problemi strutturali da risolvere, uno di questi è quello dei costi, che sappiamo essere in questo momento superiori ai ricavi. Qui poi toccherà al dottor Viola lavorare su questi argomenti, ma sappiamo che è in corso di preparazione un piano di cui parlerà sicuramente il dottor Viola quando sarà pronto, e che renderà ancora più indispensabile questa offerta transattiva. Io conto e spero che ci sia una grande adesione a questa proposta, perché questo consentirà da una parte la ripresa del dialogo con i clienti e da un'altra parte, ripeto, crea le premesse per reperire i fondi indispensabili per il rilancio della banca. Tutto questo dipenderà molto dalle capacità delle persone che lavoreranno, ma anche dall'opinione che si crea intorno a questa cosa.
sappiamo benissimo che ci saranno, tutti vorrebbero rimborsi integrali e quant'altro, però questo invece io ritengo che sia da parte di Popolare di Vicenza, e parlo solo di Popolare di Vicenza, un'offerta molto generosa e molto impegnativa, tenendo come, ripeto, presenti i vincoli di capitale che ancora la banca ha e che avrà per molti anni a venire, un'altra cosa molto importante. Per questo vi ringrazio di essere venuti, mi auguro che nel futuro si riesca a trovare, a spiegare bene tutte le infinite problematiche che sono state dovute, che si sono affrontate nell'affrontare questo problema, e spero che appunto ci sia un'adesione molto importante, superiore all'80%, perché è un minimo per l'80%, veramente un minimo. Grazie. Grazie Presidente, e adesso la parola a Massimo Lanza. Grazie Gianni, a me fa molto piacere che qui conti ancora l'età per stabilire le priorità e i privilegi. Vuol dire che quelli di lungo corso, come siamo tu e io, sono ancora apprezzati. Tra l'altro, come ti dicevo quando sono entrato, ieri ero a New York e sono passato davanti a quello che era il tuo ufficio, dove nel 1984 ho avuto il piacere di conoscerti. E mi stavo dicendo, certo che allora nessuno di noi avrebbe pensato di ritrovarsi qui oggi in questa avventura. Grazie anche a voi di essere qua, tutti. Quando ci siamo incontrati con molti di voi, non meno di 2 mesi fa, era metà novembre, ad alcune vostre domande avevo risposto con un termine che poi qualcuno di voi ha pubblicato, work in progress, cioè stiamo lavorando. E avevo promesso che ci saremmo fatti vivi per darvi appunto conto del lavoro fatto. E oggi siamo proprio qui per questo. E siamo qui insieme, l'ha già detto il Presidente Gnon, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, perché è stata una precisa volontà dei 2 presidenti, di Gianni Mion e del sottoscritto. Volontà di mettere insieme, di mettere a fattore comune, le competenze, anche le nostre personali, che sono molto diverse, ma in questa frangente direi molto utilmente complementari. Perché mettere insieme le competenze? Perché, oltre ad essere sorelle, abbiamo dei problemi che sono, se non uguali, molto simili, quindi non aveva senso affrontarli in maniera separata. E questo indipendentemente da quello che saranno le prospettive future delle 2 banche. Ma questo è stato molto positivo perché le strutture hanno cominciato a lavorare insieme, hanno lavorato per un risultato. Dicevo prima che non mi sarei mai immaginato di trovarmi a condividere un progetto formidabile come quello che stiamo vivendo. Dico formidabile nel senso di straordinario, ma anche nel senso etimologico. Formidabile vuol dire, dal latino, che fa paura. Qualcuno di voi l'ha definita una missione addirittura o quasi impossibile. Perché? Perché questa è una storia che ha un passato di distruzione, e un presente e un futuro di ricostruzione. E non solo di ricostruzione, ma addirittura di costruzione o di creazione di qualche cosa di totalmente nuovo. E questa storia, fatta sia di un passato che di un presente che di un futuro, ha delle dimensioni che sono notevoli e delle complessità che sono notevoli. La distruzione fa parte del passato, un passato al quale noi intendiamo guardare soltanto per proseguire quell'azione di responsabilità che abbiamo cominciato il 16 di novembre e la Popolare di Vicenza qualche giorno dopo, nei confronti di chi è stata la causa. Ma a noi quello che interessa è ricostruire, cioè noi siamo concentrati sul futuro e sulla ricostruzione che vogliamo lavorare. Ricostruzione per che cosa? Per quale obiettivo?
per tornare ad essere un motore di crescita Lei è il economica. primo partecipante alla conferenza. La preghiamo. Perché questa ricostruzione? Perché vogliamo tornare ad essere un motore di crescita economica, vogliamo restituire valore a tutti gli stakeholder, gli azionisti, le famiglie, gli imprenditori, le aziende, le pubbliche amministrazioni, le comunità e il territorio in cui operiamo. E ci crediamo veramente. La ricostruzione è fatta di due fasi. C'è un'opera di pulizia e un'opera di progettazione e realizzazione di un nuovo modello di banca. Questo è molto importante perché negli ultimi anni il modello di banca è cambiato in maniera assolutamente incredibile. È un mondo che è completamente cambiato. E quindi non si può più fare banca come in passato. Non aveva molto senso fare pulizia se non si aveva l'ambizione di costruire una banca nuova capace di creare valore. E questo comincia a fare una grande differenza. L'opera di pulizia è faticosa, ma è relativamente semplice da realizzare per chi l'abbia già fatto, per chi abbia già fatto lavori di questo genere. E devo dire che noi, la nostra squadra, ne ha una discreta esperienza. La fase di progettazione e di realizzazione è invece molto più complessa, ma è anche molto più stimolante. Non è facile, ma si può fare. Qualcuno l'ha fatto, anche recentemente, e noi abbiamo fiducia di poterlo fare anche noi. Entrambe le fasi, come diceva Gianni Mion, richiedono del capitale, richiedono una buona governance, un buon management e del buon personale. La fase di realizzazione, oltre a un buon piano, ha anche bisogno di un'altra cosa che è molto importante, che è la fiducia dei clienti e degli investitori. Ed è questo di cui parliamo oggi. Però vorrei cominciare a ricordare, e anche questo l'ha ricordato il Presidente Mion, che a questo punto siamo arrivati dopo che un azionista ha messo sul tavolo, ha avuto il coraggio di investire 3 miliardi e mezzo di euro, non bruscolini, 3 miliardi e mezzo, di cui un po' più di mezzo miliardo per supportare il progetto di cui parliamo oggi. Tutto il resto è servito fino adesso per fare pulizia. Beh, questo non è poco, voglio dire, non è che uno si è presentato dicendo agli azionisti cominciamo a fare un'azione di una transazione, un'opera di transazione, cominciate a fare la transazione e poi dopo vediamo. No, qui c'è qualcuno che ci ha messo, come si dice a Venezia e forse in tutto il Veneto, un bel po' di sgay. Poi ci sono state persone che hanno messo le loro competenze e il loro impegno al servizio di questa sfida, accettandone anche non pochi rischi. Mi riferisco ai consiglieri non esecutivi dei consigli di amministrazione, tutti rigorosamente fit and proper, voi che siete giornalisti economici che conoscete bene questo termine, è il regolamento europeo, non solo fit and proper, e tutti rigorosamente indipendenti. Mi riferisco non soltanto ai componenti del Consiglio di amministrazione, che hanno lavorato con me con grandissima passione, ma mi riferisco anche ai consiglieri esecutivi. Mi riferisco a Fabrizio Viola, che da poche settimane si è unito a noi, ci ha portato la sua grande esperienza, la sua visione, e Cristiano Caros, che con Fabrizio Viola sta portando avanti la parte esecutiva di questa sfida che tutti noi abbiamo accettato. Da ultimo, last but not least, voglio riferirmi al management e al personale, che hanno mostrato, devo dire, una dedizione che io raramente ho trovato, e sapete che ho passato molti anni in banca.
tutti hanno lavorato veramente con grandissimo impegno e con grandissima passione. In pochi mesi, questo fatemelo sottolineare, perché il nostro consiglio ha lavorato per praticamente 4 mesi, il Consiglio della Popolare di Vicenza poco di più. In pochi mesi hanno permesso a tutti che fossero raggiunti dei traguardi che, vi assicuro, nessuno sperava all'inizio sarebbero stati raggiunti. Anche la BCE ce l'ha riconosciuto. Ha lavorato tutti molto sodo. Ora, per guardare al futuro, procedere nella costruzione di una nuova banca, a beneficio di tutti, sottolineo, a beneficio di tutti gli stakeholder, e ora è necessario avere delle certezze. Non è pensabile di andare avanti dopo aver messo a garanzia tutto quello che abbiamo messo, garanzia della serietà dell'impegno. La proposta che facciamo agli azionisti è un atto molto concreto, realizzato con il massimo sforzo possibile, con grande impegno da parte dell'azionista e di tutti noi. È chiaro che il passato non si può cancellare, non si può modificare, ma è assolutamente necessario che vengano sciolti i vincoli del passato, che impedirebbero di procedere e ricostruire quel rapporto fiduciario senza il quale la banca non può operare. Semplicemente non può operare. Per questo adesso noi chiediamo, dopo aver dato prova del nostro impegno, che anche gli altri stakeholder partecipino, non soltanto gli azionisti, che chiaramente sono stati quelli che hanno più sofferto del passato, ma lo chiediamo a tutti gli stakeholder, a tutti quelli che ho citato prima, perché questa iniziativa, questo progetto, questa sfida è una sfida che riguarda questo territorio e quindi è giusto che il territorio vi partecipi. E a voi naturalmente chiediamo di darci una grossa mano a spiegarne le buone ragioni. Vi ringrazio molto. Grazie Presidente, e adesso la parola a Fabrizio Viola per la prima relazione introduttiva. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per la vostra presenza e soprattutto per l'attenzione che avete riposto anche nei giorni scorsi su questa operazione. Grazie al Presidente Mion e al Presidente Lanza, soprattutto per la sensibilità professionale e personale con cui ci stanno accompagnando nel lavoro e che credo sia risultata particolarmente evidente nei loro interventi di apertura. E un grazie anche a Cristiano Carlos e alle strutture sia di Veneto Banca che di Popolare di Vicenza, che hanno reso possibile, con un lavoro intenso, serio e prolungato, questa operazione. Credetemi, dietro questa operazione c'è un lavoro che probabilmente è difficile immaginare dall'esterno. Devo dire che, come già espresso dai presidenti, qualsiasi progetto di sviluppo è realizzabile tanto in quanto si poggi su basi di partenza certe, quindi una solida base che dia solidità e sostenibilità al progetto stesso. Ciò vale anche e soprattutto per un progetto di risanamento e rilancio delle due banche, nella misura in cui le banche sono aziende che maneggiano fiducia e si alimentano con la fiducia dei propri clienti, che devono preservare evidentemente in modo assolutamente rigoroso. E questa solidità nel progetto di risanamento e di rilancio non si basa solo sul capitale e sulla capacità delle medesime di remunerarlo, non si basa solo sulla liquidità, sulla situazione finanziaria sempre delle due banche, ma si basa su una solida relazione con i clienti e gli azionisti. Si tratta di una relazione prima di tutto umana e basata sulla reciprocità degli interessi, che indiscutibilmente determina la forza di un'azienda e il suo valore.
E quindi nell'esaminare quello che è oggi la proposta che le due banche si accingono a presentare al mercato, dobbiamo assolutamente tenere presente questo obiettivo, che è il nostro obiettivo prioritario. Come vedrete dalla presentazione che farà prima Cristiano Carros e poi sottoscritto, si tratta di due offerte transattive formulate da Popolare Vicenza e Veneto Banca, che oggi, come ha ricordato il Presidente Mion, sono insieme a presentare una soluzione a dei problemi che sono simili in entrambe le banche. Ebbene, per cogliere fino in fondo la portata di queste offerte, a mio avviso occorre leggerle nel contesto di forte discontinuità rispetto al passato che i nuovi consigli di amministrazione e il nuovo management intende portare avanti come presupposto per questo piano di rilancio. È stato ricordato dai due presidenti che i consigli di amministrazione sono stati rinnovati di recente e quindi oggi la responsabilità della gestione è in capo a persone che nulla hanno a che vedere con il passato di queste banche. I due consigli di amministrazione, in tempi diversi ma vicini tra di loro, hanno deciso di avviare delle azioni di responsabilità nei confronti di coloro che si presuppone siano responsabili diciamo dei problemi che oggi le due banche si trovano a dover gestire. Le offerte transattive sono state costruite con diciamo due obiettivi, volendo perseguire due obiettivi. Il primo è quello di ridurre in modo significativo il rischio legale in capo alle due banche come passo fondamentale per quel percorso di rilancio di cui abbiamo parlato fino adesso, un percorso di rilancio che avrà necessità di nuovi capitali e i nuovi capitali non possono essere reperiti se non riusciamo a dare una risposta di certezza a questo rischio che ho appena sottolineato. E il secondo obiettivo è quello di essere un primo passo importante, significativo, sul quale le due banche mettono sul tavolo cifre mai messe fino ad oggi in situazioni di questo tipo. Ricordo che questa è la prima transazione che attiene investimenti in azioni. Nel passato c'è stato qualche caso che per dimensione non può essere neanche equiparabile a quello di cui stiamo parlando oggi, transazioni che hanno avuto per oggetto obbligazioni, quindi strumenti con dei profili di rischio completamente diversi. Ebbene, l'unicità dell'operazione che stiamo discutendo, delle due operazioni che stiamo discutendo oggi, è data una dalla dimensione del capitale allocato in queste due operazioni, due il fatto che ci rivolgiamo a dei interlocutori, delle persone che hanno detengono investimenti in capitale di rischio, quindi in azioni. Come dicevo, per capire bene la natura e la portata di queste due offerte transative bisogna contestualizzarle. Contestualizzarle vuol dire anche avere la consapevolezza che non sono le uniche diciamo, proposte che le banche stanno facendo per venire incontro a quelle che sono le esigenze della propria clientela clientela azionista. Come vedremo nel corso della presentazione, a fianco di queste offerte diciamo massive, offerte rivolte alla maggior parte dei soci, degli azionisti, vedrete che ci saranno anche iniziative volte a affrontare il tema a tutti voi noto del non rispetto, in alcuni casi, dell'ordine cronologico nelle operazioni di compravendita. Un altro esempio di iniziative nei confronti delle quali le banche stanno lavorando e nei confronti di quegli azionisti che hanno comprato
azioni nell'ambito di operazioni di finanziamento. Questa è una seconda fattispecie laterale rispetto a quello di cui stiamo discutendo oggi e come vi diremo poi nel corso delle presentazioni c'è l'assoluto impegno da parte delle due banche di affrontare con delle iniziative ad hoc che auspichiamo possano essere concordate con le associazioni dei consumatori anche quegli azionisti che oggi si trovano in condizioni di particolare disagio economico-finanziario. Quindi oggi discutiamo dell'operazione che per dimensioni è certamente quella più rilevante, ma vorrei che non sfuggisse il fatto che non è l'unico fronte su cui le due banche stanno lavorando per risolvere giusto appunto i problemi con la propria clientela. Devo dire che l'obiettivo dell'incontro di oggi è quello di offrirvi in modo tangibile l'intensità e la profondità del lavoro svolto per realizzarla, quindi cercare di far uscire da questa stanza avendo ben chiaro cosa ci sta dietro le due offerte che oggi formuliamo, non solo in termini finanziari ma anche in termini di impegno. Per quello che riguarda i principi che ci hanno guidato nella costruzione di queste proposte, il primo è la determinazione a compiere tutto lo sforzo possibile per i nostri azionisti, garantendo contemporaneamente la stabilità delle banche. Quindi abbiamo cercato veramente di mettere sul tavolo il massimo possibile oggi. Voi sapete che le banche per definizione sono aziende che devono avere delle condizioni di stabilità, di solidità derivanti dal capitale, quindi abbiamo tenuto presente quello, ma abbiamo veramente in stretta collaborazione con il nostro azionista principale cercato di massimizzare lo sforzo per i nostri azionisti. Ne è venuta fuori, come ho detto all'inizio, una proposta unica nel suo genere, sia perché, lo ripeto, va a toccare persone che hanno investito in azioni, e secondo per le dimensioni dello sforzo sottostante. Il secondo principio che ci ha guidato è stato quello di cercare di riferirsi al più ampio alla più ampia base di azionisti possibili. La proposta riguarda ben circa 75.000 azionisti per Veneto Banca e 94.000 per Popolare di Vicenza, principalmente persone fisiche, società di persone, fondazioni, onlus, enti senza fini di lucro, individuati sulla base di criteri oggettivi, quindi tutto ciò per assicurare una trasparente equità che sia compresa da tutti coloro che valuteranno questa offerta. Un'altra sottolineatura è che, come vedrete dalla presentazione che farà Carlos e il sottoscritto, parliamo di una proposta che viene accompagnata anche da un'offerta commerciale dedicata agli azionisti che aderiranno alla proposta e che consentirà fin da subito di beneficiare di avere un ulteriore beneficio di natura economica. Terzo, ma non terzo in ordine di importanza, è quello di procedere in modo rapido e sicuro nel nostro percorso. Il Presidente Mion ha sottolineato e mi associo con forza a questo aspetto, a questo principio, che è quello di far sì che l'offerta trovi il più ampio spazio di adesione. Vedrete nella presentazione che abbiamo fissato nell'80% come soglia minima per valutare positivamente l'adesione, e si capisce il motivo per cui la soglia è così alta. L'obiettivo che è stato definito da me all'inizio è quello di alleggerire, possibilmente ridurre veramente in modo significativo quello che è il rischio legale che oggi è in capo alle banche, che ne limita
il processo di risanamento e di rilancio. In questo senso ovviamente la risposta degli azionisti sarà fondamentale per costruire questo nuovo percorso, ma ci tengo a sottolineare che la cosa di cui abbiamo maggiormente bisogno oggi è la certezza che le energie e le risorse messe in campo non vengono ancora vanificate dall'influenza del passato. Quindi abbiamo bisogno evidentemente di concludere con gli azionisti delle due banche un patto che a fronte di, giusto appunto, di un importante impegno da un punto di vista finanziario delle due banche, consente alle due banche di ripartire guardando il futuro e guardando il passato solo e esclusivamente, ma in modo significativo, nel assicurare che le responsabilità di tutto quello che è successo verranno accertate e coloro che avranno queste responsabilità dovranno evidentemente pagare in funzione di quello che è il danno che è stato causato alle due banche direttamente e indirettamente ai propri soci. Io devo dire che voglio concludere questo primo intervento con un'espressione di fiducia. Sono convinto che tutto quello che è stato fatto in queste ultime settimane, in questi mesi, per costruire questa offerta sia stato fatto con serietà e raziocinio, e quindi che questo sforzo venga alla fine compreso e possibilmente anche apprezzato. A questo punto lascio la parola a Cristiano Carlos, che vi illustrerà la proposta di Veneto Banca, e poi vi ruberò ancora qualche minuto io per illustrarvi in dettaglio quella che è la proposta formulata da Popolare di Vicenza. Grazie Fabrizio, buon pomeriggio anche da parte mia ovviamente ai presidenti e attraverso i presidenti ai consigli di amministrazione delle banche e ovviamente un particolare saluto a Fabrizio Viola e a tutti voi che oggi siete qui ad ascoltare questa proposta, che ha avuto un grado di complessità anche e non solo perché si tratta, come è stato sottolineato prima, di un'apertura di un qualche cosa di straordinario che è una novità per il mercato finanziario italiano, che evidentemente soffre da questa e anche da altre parti, e quindi ci pareva corretto iniziare l'esercizio 2017, che per molti versi sarà un esercizio decisivo per Veneto Banca e per la Popolare di Vicenza, proprio con un qualche cosa che unisca nella nostra rappresentazione un concetto fondamentale di un triangolo che io vedo, che non è soltanto fatto dei soci, ma dei soci che sono anche clienti, dei soci che sono anche dipendenti, e quindi è un aspetto che raccoglie un'eredità mutualistica che entrambe le banche hanno portato avanti fino a pochissimo tempo fa e che per certi versi non possono dimenticare. Comincerei subito a mostrare la proposta transattiva di Veneto Banca. Si tratta di un'offerta di transazione con un indennizzo forfettario onnicomprensivo del 15% della perdita tecnica sofferta in conseguenza di acquisti di azioni Veneto Banca al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti. Nei dossier titoli ovviamente le azioni, come tutti gli altri strumenti finanziari, si muovono, e anche queste si muovono anche ovviamente attraverso dei prezzi diversi degli acquisti e delle vendite. Si utilizza, parlo davanti a una platea di tecnici, il metodo LIFO, quindi last in, first out, e si utilizzano i movimenti degli ultimi 10 anni, quindi dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2016. Può sembrare strano il discorso del 31 dicembre 2016, in realtà movimenti di scambio di azioni
ce ne sono stati inter vivos, quindi ci sono stati dei passaggi che hanno movimentato i dossier titoli, quindi non sono passati fisicamente su un mercato, ma sono transitate, quindi questi movimenti vengono ovviamente segnalati dalle procedure. È un atto transattivo attraverso il quale l'azionista firma un atto dove si impegna a non agire contro la banca per i termini inerenti al proprio investimento in azioni Veneto Banca, rimanendo in pieno possesso delle azioni. Questo non significa che tutti rinunciano, lo hanno detto il Presidente Mion, il Presidente Lanza e il Dottor Viola, voglio sottolinearlo anch'io, non c'è una rinuncia a qualsiasi azione di responsabilità, quella è stata già stabilita dalle assemblee e votata dalle assemblee, quindi il socio rinuncia in proprio ma dà il mandato pieno alla banca di agire per conto di se stesso e ovviamente quando ci sono ovviamente tutte le attività dei nuclei familiari, ma insomma le azioni sono di possesso della persona fisica e quindi così sarà. L'offerta, lo ha detto anche pochi minuti fa Fabrizio Viola, dovrà superare una soglia di adesione fissata nell'80% delle azioni comprese nel perimetro dell'offerta e se questo obiettivo non venisse raggiunto la banca si riserverà di valutare se procedere o meno all'iniziativa. Quindi l'auspicio è che si superi e si superi abbondantemente l'80%. L'esito dell'offerta sarà comunicato entro il 30 aprile del 2017, quindi entro 3 mesi circa e mezzo da oggi, e in caso di esito positivo il pagamento del riconoscimento economico avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, quindi immediatezza del pagamento subito a valle della conclusione dell'offerta pubblica transattiva. L'importo non è soggetto a tassazione, questo è importante perché abbiamo anche negli ultimi giorni visto sui giornali che c'era una domanda relativa all'eventuale tassabilità o tassazione che possa colpire il rimborso non è colpibile. Poi c'è una proposta commerciale integrativa alla quale annettiamo come strutture commerciali e di direzione un'importanza direi molto molto grande che poi dettaglierò. A chi aderirà all'offerta sarà riservata, quindi è per questi soci, una proposta commerciale integrativa che abbiamo denominato Linea per te, che offrirà condizioni di particolare favore su una serie di servizi e prodotti bancari. Dobbiamo ricordare quello che è stato detto all'inizio. Facciamo questa cosa per giocarci una carta importantissima di continuare a voler far banca nel territorio e per il territorio, con i clienti privati, ma all'interno dei clienti privati le aziende individuali che sono la spina dorsale anche di questa regione e che sono rappresentate da, ad esempio, artigiani che evidentemente poi potranno utilizzare questi denari per, come dire, sviluppare, per avere un motore di sviluppo all'interno della propria azienda o piccola azienda. A chi si rivolge? Lo ha detto bene prima Fabrizio, lo ripeto anch'io, circa 75.000 soci, pari all'85% di tutto il corpo sociale di Veneto Banca al momento precedente all'aumento di capitale fatto da Atlante, quindi l'85% del mondo soci ha diritto di rivolgersi alla banca per poter avere questa proposta transattiva, determinati secondo criteri soggettivi ed oggettivi. Gli azionisti a cui si rivolge l'offerta sono trattati tutti alle stesse condizioni. Come? Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti necessari, precisati in un regolamento che è parte integrante dell'offerta di transazione ed è reperibile nel sito internet della banca e presso tutte le filiali, riceveranno una lettera che è partita oggi, contenente il codice socio e il codice di controllo che sono necessari a formalizzare la manifestazione di interesse, la quale manifestazione non vincolante è possibile dare attraverso la sessione dedicata sul sito internet www.venetobanca.it/azionisti, ma alternativamente è anche possibile manifestarla fisicamente e quindi andando in filiale e prendendo un appuntamento presso la filiale. Da quando? Da domani mattina.
quindi dal 10 gennaio del 2017 fino a tutto il 15 marzo del 2017, quindi 2 mesi di calendario abbondanti. Come si aderisce? L'offerta è personale, quindi dovrà avvenire personalmente presso la propria filiale di riferimento o la filiale prescelta, perché riguarda anche dei non correntisti, poi lo vedrete, coloro che hanno comprato i titoli presso Veneto Banca e non sono più depositanti presso Veneto Banca. Questi ne avranno diritto. In fase di proposta all'azionista verranno consegnati il regolamento, l'informativa sulla proposta commerciale, la proposta di accordo transattivo, comprensivo dello schema compensativo personalizzato. Schema compensativo personalizzato perché vedremo che il prezzo è appunto il 15% del valore derivante dall'IFO sul deposito titoli di ogni singolo cliente, quindi sono storie singole, non sono storie di ognuno può aver comprato i titoli 10 anni fa, 8 anni fa, 6 anni fa, averne venduto o non averne venduto, e quindi alla fine avrà un valore all'interno del dossier titoli sul quale verrà rimborsato il 15%. Successivamente, in fase di adesione all'offerta, l'azionista sottoscriverà l'accettazione della proposta in duplice esemplare e per quanto riguarda la proposta commerciale si rimanda ai fogli informativi disponibili a semplice richiesta del cliente presso le filiali del gruppo, ma presenti sempre sul sito internet della banca. Ha detto bene prima Fabrizio, sottolineando che questa è lo stream, la parte principale dell'offerta, ma c'è qualcos'altro all'interno dell'offerta che ha un qualche cosa di valore particolare ed è quella che riserviamo agli azionisti che versano in condizioni disagiate. Qui non si fanno percentuali, lo dico in maniera molto chiara, si valuta caso per caso, si valutano le condizioni di disagio del cliente e si decide caso per caso quali siano in questo caso le azioni, ma è riferito all'attività che dobbiamo fare di rimborso o di ristoro attraverso questi clienti. Quindi affronteremo attraverso un protocollo d'intesa, se possibile auspicheremmo molto di farlo con le associazioni dei consumatori, ma altrettanto teniamo moltissimo a questi soci disagiati. Resta inteso che fin quando non sia stata sottoscritta e ricevuta dalla banca l'accettazione di ciascun destinatario della proposta di accordo, tanto il destinatario della proposta quanto la banca sono liberi di gestire le proprie posizioni e disporre delle pretese dei propri diritti relativamente alle materie oggetto della proposta medesima, nonché di esercitarli in ogni competente sede. Andiamo a evidenziare ancora meglio a chi si rivolge la proposta. Quindi circa 75.000 soci aventi i seguenti requisiti: che siano in possesso di azioni di Veneto Banca al 31 dicembre 2016, quindi a 9 giorni fa, che siano persone fisiche, ivi compresi i dipendenti e gli ex dipendenti delle società del gruppo Veneto Banca, le ditte individuali, le società di persone, cito le società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice, gli enti no profit, quindi le onlus, fondazioni, le associazioni e gli enti religiosi, le curatele fallimentari, gli azionisti che hanno acquistato azioni per effetto di successione mortis causa da un decuius che avesse acquistato o sottoscritto azioni di Veneto Banca nel periodo di riferimento, quindi dal gennaio 2007 al 31 dicembre 2016. Gli azionisti che sempre nel periodo di riferimento abbiano acquisito azioni avvalendosi dell'intermediazione delle banche del gruppo, quindi compravendute, comprate soprattutto ovviamente in Veneto Banca, in BIM e in Banca Apulia, pur detenendo un rapporto di deposito titoli presso altro istituto, quindi quelli che oggi non sono depositanti presso il gruppo. Chi non potrà aderire a questa offerta? Quelli che non sono azionisti al 31 dicembre del 2016, le società di capitali e gli investitori istituzionali o professionali, gli azionisti che abbiano già promosso nei confronti della banca o di altre banche del gruppo giudizi civili, azionisti coinvolti in episodi di cosiddetto capitale finanziato. Quelle, ha detto prima correttamente Viola, vengono trattate non all'interno di questa struttura. Azionisti in possesso di azioni per effetto di donazioni,
di successioni mortis causa ove il decuius abbia acquistato le azioni fuori dal decennio, quindi fuori dal periodo di riferimento. Azionisti che abbiano acquistato azioni avvalendosi esclusivamente dell'intermediazione di altre banche, non del gruppo Veneto Banca, quindi non depositanti, ma che non hanno nemmeno comprato le azioni nel decennio in qualsiasi dei nostri sportelli. Soggetti che hanno ricoperto o ricoprono ruoli rilevanti nel gruppo, quindi vi rimando al precedente quando ho detto ivi compresi i dipendenti e gli ex dipendenti, al netto di coloro che abbiano ricoperto o ricoprano ruoli rilevanti nel gruppo. Azionisti che abbiano acquisito azioni per effetto di adesione all'aumento di capitale 2016, quindi ovviamente l'ultimo aumento di capitale, quello di Atlante, tanto per citarlo. Andiamo a vedere l'altra parte saliente e credo molto importante dell'offerta che fa parte integrante dell'offerta pubblica di transazione, cioè la proposta commerciale integrativa. Cominciamo con un deposito vincolato a tasso agevolato a scadenza 3 anni. Le somme vincolate non possono essere superiori a 5 volte le somme indennizzate e in ogni caso c'è una soglia massima di 200.000 euro cumulati tra depositi vincolati a 36 mesi e a 10 anni, che vengono remunerati al 3% annuo lordo, questi a 3 anni. Liquidazione annuale degli interessi, quindi non c'è un balloon, non c'è sostanzialmente uno zero coupon rovescio, ma ogni anno vengono liquidati gli interessi, e l'agevolazione è sottoscrivibile sino al 6° mese dalla data di liquidazione dell'indennizzo, quindi per altri 6 mesi si può decidere, si ha tempo 6 mesi per decidere se sottoscrivere questo prodotto a questo tasso. Sul 10 anni, ferma restando la prima frase, il tasso di interesse sale al 5% annuo, quindi a 10 anni distribuisce il 50%, quindi metà del capitale, tanto per essere chiari che 5 per 10 fa 50, e l'agevolazione è sottoscrivibile entro 6 mesi dalla data di liquidazione dell'indennizzo. Ma c'è anche la parte dei finanziamenti, e dato che stiamo parlando di persone fisiche e di società semplici, parliamo di mutui casa, solo per i privati. Mutuo casa senza spese di istruttoria, di incassorata e perizia, a scelta tra quelli a catalogo della linea Mutui per te, con un risparmio quantificabile fino a 1.704 euro su un mutuo da 100.000 euro con durata 30 anni. La linea comprende mutuo welcome, mutuo sempre sereno, mutuo open e mutuo progetto casa. Siccome fare un mutuo non è un'operazione semplice e può richiedere anche un certo tempo di cogitazione e di pensiero, perché comunque è un indebitamento che il cliente va a prendersi, lasciamo molto più tempo per la decisione, quindi non ci limitiamo ai 6 mesi, ma allunghiamo l'adesione fino al 24° mese dopo la liquidazione dell'indennizzo. Quindi di fatto questa proposta varrà fino ad aprile del 2019. Si può sottoscrivere, si può fare il mutuo a queste condizioni per un periodo lungo 2 anni, che ci sembrava sembra ed è, a mio avviso, una proposta molto interessante. Non solo, ma è cedibile al coniuge, ai figli e ai genitori. Anche questo è un allargamento della famiglia, e quindi il poter dire che al socio viene concesso il diritto di fare questi mutui anche per il coniuge, per i figli e per i genitori. Infine, 2 conti correnti agevolati. Per i privati un conto corrente con canone mensile pari a 0 per i primi 36 mesi dall'apertura del conto e poi 4 euro al mese, 0 spese di addebito utenze, accredito stipendi, carne assegni e commissioni di liquidazione. Per le imprese, perché qui ci sono anche delle imprese di società semplici, ma imprese sono, conto corrente con canone mensile pari a 0 per i primi 2 anni dall'apertura del conto e poi 8 euro al mese, 0 spese per operazioni dello sportello, commissione di liquidazione ed estratto conto online. I conti correnti hanno la stessa dinamica dei depositi, quindi sono sottoscrivibili entro 6 mesi dalla data di formalizzazione o di accredito dell'importo dell'offerta pubblica. Qui abbiamo, nella pagina successiva, una tabella che mostra impatti
che ci possono essere sui depositi a 3, a 10, ai mutui casi e ai conti correnti, proprio per dire che questo, il primo 15% è una parte importante ed è un ristoro, ma l'altro è un recupero monetario ed economico che se si va a fare in un altro istituto di credito evidentemente costa dei soldi. Questo è un qualche cosa che noi abbiamo voluto sottolineare in maniera molto importante, perché vedete nell'esempio di un azionista che ha 100 azioni, e ce ne sono tanti a Veneto Banca che hanno 100 azioni e hanno un riconoscimento di circa 611 euro se calcolate ad un valore di carico di circa 40 euro, che è un valore che ovviamente la banca ha espresso per un certo periodo, con l'importo vincolato, perché abbiamo detto, se vi ricordate, che non può eccedere le 5 volte il rimborso, quindi 611 per 5 fa 3.055 euro di investimento in un libretto vincolato a 3 anni, ci sono 68 euro di interessi netti all'anno e quindi vengono riconosciuti 203 euro di interessi netti. Credo che tutti quanti sappiate che per importi di circa di questa entità le banche non remunerano i depositi a questo livello e quindi sono altri euro che vanno ad accrescere quelli che vengono rimborsati attraverso l'offerta pubblica. Poi ci sono tanti altri esempi sull'azionista che ha 825 azioni, sui depositi a 10 anni, sui mutui privati, dove l'impatto è importante perché avere 100.000 euro di mutuo vuol dire risparmiare 1.704 euro e sui conti correnti a canone zero. Infine, e chiudo la mia presentazione, volevo parlarvi dello sforzo di cui hanno accennato i presidenti e anche il dottor Viola. Abbiamo 385 filiali sul territorio a disposizione dei soci da domani mattina, oltre 420 ore di servizio del numero verde a disposizione dei soci per tutta la durata dell'offerta, 700 dipendenti che stasera saranno ad ascoltare, come state ascoltando voi, in una convention dedicata, un numero superiore alle 80 uscite sulla stampa nazionale e locale della campagna informativa, che quindi sarà ovviamente a ripetizione, il sito dedicato, 1500 dipendenti di Veneto Banca specificamente formati per assistere i soci, 50 risorse in cabina di regia e in una task force in direzione centrale sempre attiva a supporto della rete ed infine 46 sessioni formative pianificate per i dipendenti coinvolti. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Carlos, e adesso la parola torna a Fabrizio Viola per la presentazione dei termini della proposta di conciliazione transattiva offerta da Popolare di Vicenza ai suoi azionisti. Le slide me le mette qualcuno? Ok. Allora, grazie a Cristiano che devo dire che con puntualità e dettaglio ha rappresentato l'offerta di Veneto Banca, posto che le due offerte hanno diversi punti in comune. Questo mi consentirà magari di non ripetere alcuni aspetti per non anche annoiarvi e lasciare spazio soprattutto alle domande. Allora, nelle prime due slide abbiamo cercato di fotografare quelli che sono i termini principali dell'operazione. Parliamo di un'offerta di transazione che prevede un riconoscimento economico di 9 euro. Qui anticipo subito probabilmente una domanda che qualcuno farà confrontando il numero espresso in euro rispetto a quello espresso in percentuali. Devo dire che entrambe le banche hanno ragionato sull'esprimere questo riconoscimento in termini numerico di un numero in euro, perché chiaramente credo che non ci sia bisogno di commentarlo, è molto più facile, più semplice da comunicare. Nel caso di Vicenza abbiamo avuto il vantaggio che la variazione dei prezzi medi di acquisto nei 10 anni
che sono stati assunti come a base di riferimento è stata una variazione molto più contenuta rispetto al caso di Veneto Banca, e questo ci ha consentito di poter optare per un numero, in questo caso 9 euro, che ripeto non c'è bisogno che rappresenti a voi diciamo la facilità di comunicazione rispetto a una percentuale. Purtroppo in questo caso le situazioni erano diverse tra le due banche e questo non ci ha consentito di avere lo stesso approccio alla quantificazione del riconoscimento economico. Allineato è invece il periodo, è stato assunto come periodo gli ultimi 10 anni, che si concludono il 31 dicembre 2016, dove sono stati presi in considerazione gli acquisti o le sottoscrizioni di azioni al netto delle vendite intervenute nel medesimo periodo. In questo caso indipendentemente dall'anno di riacquisto e il numero di azioni possedute. È chiaro che questi 9 euro hanno una contropartita, la contropartita è quella dell'espressione da parte dell'azionista della volontà di aderire alla firma di questo accordo transattivo, nel quale si impegna a non agire contro la banca o società del gruppo Popolare Vicenza per temi inerenti al proprio investimento in azioni Popolare Vicenza. Come vedremo dopo, quindi c'è una rinuncia a un'azione legale, ma nel contempo c'è il mantenimento, e questo è importante sottolinearlo, delle azioni di proprietà, quindi non è un'offerta pubblica di acquisto, ma è semplicemente un'offerta pubblica di transazione. In altre parole, i soci azionisti continueranno a detenere il numero di azioni che hanno e che questo possa costituire, l'auspicio di tutti, il presupposto per poter beneficiare in futuro del rilancio della banca e possibilmente della creazione di valore. Questo rilancio determinerà anche in termini di valore dell'azione. Ha detto Cristiano, e lo ripeto anch'io, la definizione di questi criteri ha determinato comunque l'individuazione di un bacino molto ampio di azionisti. Stiamo parlando di 94.000 azionisti a fronte di 119.000 in essere, determinati questo numero, questi 94.000, sulla base di criteri oggettivi e quindi diciamo rappresentabili al pubblico. Ho detto del quantitativo di azioni, che è rilevante ai fini del riconoscimento determinato, quello delle azioni acquistate al netto delle vendite, e un'altra cosa importante che è implicita nella fissazione di un controvalore della transazione: tutti gli azionisti saranno trattati alle medesime condizioni. Ho sottolineato prima, lo ribadisco perché credo che sia questo un aspetto importante: le azioni rimangono in possesso all'attuale detentore e da un punto di vista fiscale, così come ha ricordato Carlos, l'importo riconosciuto non è soggetto a tassazione da parte della banca. In questa slide cerca di essere esemplificato, di essere spiegato in modo semplice quello che è il trattamento fiscale per gli azionisti, persone fisiche o altri soggetti, e per le ditte individuali, società commerciali di persone o curatele fallimentari. Quindi diciamo che da un punto di vista fiscale confermo quello che ha detto Cristiano. Per quanto riguarda gli azionisti destinatari dell'offerta, chi sono questi 94.000 azionisti? Sono innanzitutto persone fisiche, inclusi dipendenti e ex dipendenti della banca, salvo talune esclusioni disciplinate dalla normativa interna, e evidentemente quelle esclusioni che sono non solo basate su questioni legali ma anche di opportunità. Mi riferisco ad esempio a coloro che sono oggetto di azione di responsabilità, ovviamente. Poi abbiamo le ditte individuali, le società di persone. Credo che non ci sia bisogno di spiegare il perché abbiamo ritenuto opportuno
considerare questi soggetti che non sono persone fisiche alla stregua delle persone fisiche. Qui il criterio che ci ha spinto a considerarle nell'ambito di un unico, gruppo di azionisti è il fatto che pensiamo che queste persone abbiano come caratteristica comune il fatto di non avere magari una cultura finanziaria particolarmente sofisticata, magari di avere acquistato queste azioni magari con non la piena consapevolezza del profilo di rischio che caratterizzavano lo strumento. Poi abbiamo le fondazioni, gli enti religiosi e le curatele fallimentari, gli azionisti che hanno acquistato azioni per effetto di successione mortis causa, ovviamente a condizioni che il De Cuios abbia acquistato o sottoscritto a sua volta le azioni sempre nel periodo di riferimento. Per differenza andiamo a vedere gli esclusi. Gli esclusi sono gli azionisti che hanno acquistato azioni prima del 1 gennaio 2007, le società di capitali, i consorzi, gli azionisti che abbiano avviato giudizi in relazione alle azioni popolari di Vicenza e altre categorie che sono, credo, ben illustrate in questa slide e che non hanno bisogno di essere commentate ulteriormente, dopodiché evidentemente qualsiasi domanda cercheremo di rispondere nel modo migliore possibile. L'offerta è soggetta a una condizione sospensiva che, l'abbiamo detto più volte in questa sede, si raggiunga una percentuale minima di adesione pari all'80% del perimetro di offerta. E su questo non credo che ci sia da aggiungere altro commento, perché credo che vi abbiamo ampiamente sottolineato il motivo per cui fissiamo questa soglia e che riteniamo questa soglia veramente il minimo. Per quanto riguarda le tempistiche sono allineate al calendario che vi ha rappresentato Cristiano Carlos, quindi non aggiungo altro, perché da questo punto di vista la struttura, diciamo, del calendario è speculare per le due banche, così come è abbastanza speculare il fatto che abbiamo ritenuto opportuno, poi lo vedremo in dettaglio, accompagnare questa offerta transattiva con una ricca proposta commerciale dedicata a coloro che aderiranno all'offerta di transazione. Da ultimo l'impegno che la banca oggi formalmente esprime nel attivare anche un plafond supplementare per quegli azionisti che versano in condizioni disagiate. L'obiettivo della banca è riuscire in tempi abbastanza brevi a individuare una formula concordata con le associazioni di consumatori, previo la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che definisca non solo il quantum ma anche i criteri per affrontare le casistiche particolari attraverso giusto appunto un plafond dedicato. Credo che questo sia importante, perché sappiamo che le vicende che hanno interessato le due banche hanno avuto come costante caratteristica quello evidentemente di determinare un danno nell'investimento fatto dagli azionisti, ma in alcuni casi ha determinato anche proprio un problema di sostenibilità economico-finanziaria da parte di questi risparmiatori. Quindi è assolutamente necessario che le due banche pongano una particolare attenzione a questa parte, lasciatemi dire, particolarmente debole della popolazione di soci e azionisti che hanno investito nelle azioni delle due banche. Parlavo di offerta commerciale, su questo punto veramente non mi voglio prolungare, perché Cristiano ha dato ampio descrizione di questa offerta, poi la lettura delle slide è autoesplicativa. Solo per dire che parliamo sia di strumenti di raccolta che di strumenti di finanziamento, che sono tipici di prodotti che sono offerti
a nostro avviso alla tipologia di clientela, di soci a cui ci rivolgiamo, quindi parliamo di depositi vincolati, di mutui e di conto corrente a canone zero. In questa slide abbiamo cercato anche di dare una rappresentazione sintetica di quello che può essere un effetto positivo, quello che può essere una stima di vantaggio economico derivante da questa proposta commerciale. Abbiamo fatto due esempi, applicato a un possesso di 100 azioni, che ricordo essere il minimo per l'iscrizione al libro soci, che è detenuto da circa il 35% degli azionisti del perimetro, e 339 azioni che sono il pacchetto medio di azioni detenute dagli azionisti del perimetro. Quindi abbiamo cercato di fare i conti cosa vuol dire se un socio azionista rispettivamente detentore di 100 e di 339 azioni dovesse aderire alle offerte commerciali che abbiamo messo sul tavolo. I numeri sono abbastanza interessanti. Da ultima come slide un quadro di quello che è lo sforzo che anche Popolare di Vicenza ha messo in campo per rendere possibile questa operazione. Devo dire che nelle ultime settimane una parte significativa della banca ha lavorato per essere qui oggi 9 di gennaio e essere pronti a schiacciare il bottone. 550 filiali coinvolti sul territorio, un sito web pubblico dedicato che raccoglie le informazioni per gli azionisti, un numero verde a disposizione dei medesimi, 3.600 dipendenti che sono stati in questi giorni specificatamente formati per assistere gli azionisti. Una campagna stampa sia nazionale che locale importante, sono previste circa 100 uscite, così come intensa è l'attività di formazione per i dipendenti coinvolti, parliamo di circa di 21 sessioni formative pianificate per i dipendenti coinvolti, quindi uno sforzo notevole, concentrato in praticamente 2 mesi, che credo dia anche il senso di quanto la banca tenga a questa operazione. Ho detto all'inizio, voglio ripeterlo, che questa offerta transattiva non è l'unica attività che la banca e le banche, mi permetto di dire, stanno svolgendo, perché fin dal primo giorno in cui sono entrato in questa banca ho avuto modo di cogliere che le 2 banche sono impegnate nel valutare caso per caso quella casistica fatta di operazioni di acquisto di azioni legata a finanziamenti fatti dalla banca, quindi in questo caso queste operazioni sono trattate caso per caso e si sta cercando attivamente di arrivare a una soluzione che consenta di risolvere il problema che certamente va risolto, così come quelle operazioni a fronte delle quali è stato riscontrato il non rispetto dell'ordine cronologico. Riguardo a quest'ultimo aspetto, che so che ha interessato molto non solo i clienti ma l'opinione pubblica, la banca è arrivata alla definizione di criteri oggettivi che sono tra l'altro stati oggetto di verifiche non solo interne ma anche da parte dell'autorità di vigilanza, e oggi siamo in grado di quantificare quello che è il numero di soggetti che sono interessati da questa fattispecie. Nel caso della Popolare di Vicenza stiamo parlando di meno di 500 azionisti. È evidente che questa tipologia di situazione verrà trattata in modo diverso rispetto all'offerta transattiva di cui stiamo parlando, con un riconoscimento economico che sarà sensibilmente superiore rispetto a quello che oggi avete visto nell'ambito dell'offerta pubblica, ma stiamo parlando di una situazione che è completamente diversa rispetto a soci azionisti che non avevano dato nessun ordine di vendita sulle proprie azioni. Devo dire che, voglio concludere in questo modo, che un vostro collega prima dell'inizio di questa conferenza stampa mi chiedeva
informazioni sul nuovo piano industriale a supporto del progetto di fusione. Ebbene, quello che voglio anticiparvi ancora prima della seduta di domande che certamente arriveranno è che queste operazioni costituiscono uno dei più importanti pilastri di questo piano, tanto in quanto sarà un piano che poggerà su un rafforzamento del capitale e a un contestuale, diciamo, miglioramento, significativo miglioramento della qualità dell'attivo, non può non poggiare su una linea di rigorosa gestione dei rischi. Ebbene, l'abbiamo ripetuto più volte, ma lo ripeto in conclusione, questa operazione va nella direzione di assicurare una rigorosa gestione dei rischi, in questo caso rischi legali, che devono essere necessariamente ridimensionati per consentire alle due banche, oggi singole, domani insieme, di poter avviare questo percorso di rilancio su basi solide, su basi dove il livello di incertezza sia il più contenuto possibile. Grazie, e a questo punto... Grazie Fabrizio. A proposito di numeri, mi premeva sottolineare che la somma delle due platee delle due banche fa 169.000 soggetti su 207.000 totali, quindi l'82% sommati insieme.